Buonasera a tutti, iniziamo questa diretta di presentazione del viaggio nell'anima nascosta della Sardegna, un po' travagliata, però ce l'abbiamo fatta stasera, speriamo, incrociamo le dita che vada tutto bene. Prima di tutto, vi saluto, grazie di essere qui. Per chi non mi conosce, sono Ilaria Montis, archeologa è creatrice di Sardegna Sacra, un progetto che ormai ha 6 anni e mezzo ed è un progetto che è incentrato sulla visita e l'esperienza del sacro attraverso la visita a quelli che sono i santuari delle antiche civiltà mediterranee, come sapete dal nome Sardegna Sacra, con un focus particolare sulla Sardegna, ma aperto anche, diciamo, come tematiche ad altre civiltà mediterranee. Quindi, detto questo, andiamo più nel vivo di questo viaggio. Nel 2020 ho avuto l'idea, dopo diversi anni di esperienza di Sardegna Sacra e dopo aver sperimentato i primi tour e itinerari di più giorni su varie tematiche, dalle acque sacre alla Dea Madre, ad altri tour magari più su base geografica, ho pensato di creare un viaggio che in realtà racchiudesse tutte le tematiche principali legate al sacro nel mondo antico e in particolare in età preistorica e protostorica e in particolare in Sardegna. Quindi ho creato questo viaggio che ho voluto chiamare Viaggio nell'anima nascosta della Sardegna, che dura 7 giorni. Perché anima nascosta? Anima nascosta perché prima di tutto è quello che io definisco un viaggio dell'anima, cioè un viaggio introspettivo che sì, viene svolto attraverso l'esperienza del viaggio effettivamente in luoghi particolari, carichi di storia, ma anche di suggestione, ma anche di spunti di riflessione e di introspezione, quindi per questo è un viaggio nell'anima, ma perché nascosta? Nascosta perché la maggior parte delle persone che non conoscono la Sardegna, ma anche chi la conosce in realtà, ovviamente sto parlando di chi, non dei sardi, ma di chi guarda la Sardegna da fuori, ma anche spesso da chi la visita da tanti anni, comunque la Sardegna diciamo che è nota per lo più per alcuni stereotipi che tutti voi conoscete, no? Quindi magari soprattutto per il mare, ecco, detto tra noi. Invece questo è un viaggio che vi porta in quella che è l'anima nascosta, cioè l'anima autentica della Sardegna. Sicuramente nessuno qua vuole dire che il mare in Sardegna non è bello, è strabello, a me piace tantissimo il mare, sono nata e cresciuta a Cagliari, quindi non potrei farne assolutamente a meno del mare, però la Sardegna è fatta anche di montagna, è fatta di boschi, di foreste, di sorgenti, di torrenti, è fatta soprattutto anche di tracce prepotenti, oserei dire, del passato che ancora oggi in modo inequivocabile e indelebile caratterizzano il suo paesaggio. Quindi è anche per questo che siamo così legati alla nostra storia, sia perché comunque, come vediamo anche nel corso del viaggio, è un filo ininterrotto che ci lega al passato, sia perché questo passato, volenti o nolenti, è sotto gli occhi di tutti ogni giorno. Basta fare un giro in Sardegna per poter vedere comunque questi edifici così antichi che, per quanto oggi siano i resti di quelli che erano dei monumenti architettonici veramente grandiosi, comunque caratterizzano e costellano ancora oggi il nostro paesaggio. Questo viaggio quindi è stato ideato per la prima volta nel 2020 e tra 2020, 2021 e 2022 abbiamo fatto ben 12 edizioni di questo viaggio, del quale l'itinerario è cambiato diverse volte. Quindi da quest'anno, dal 2022, ho fatto proprio una scelta chiara di cambiare itinerario a ogni stagione.
Quindi ogni stagione proporre siti completamente diversi da quelli dell'itinerario precedente, in modo da poter, ehm, come dire, da poter meglio godere della ricchezza che abbiamo in Sardegna dal punto di vista archeologico, perché veramente ci sono talmente tanti siti e luoghi straordinari e paesaggi diversi da visitare che sinceramente io non ce la posso fare a fare sempre lo stesso itinerario. Certo, per una questione di praticità organizzativa e diciamo di mettere meglio a frutto il tanto impegno che ci vuole a organizzare ogni tour, ho scelto di fare lo stesso tour per tutta la stagione. Quindi, per esempio, nella primavera abbiamo 4 date in cui effettivamente si fa lo stesso itinerario, anche se chiaramente da marzo che faremo la prima edizione a fine maggio che faremo l'ultima, chiaramente cambia la stagione, quindi cambia il paesaggio, cambia la vegetazione e il clima, chiaramente, per cui i viaggi alla fine, per quanto l'itinerario può essere uguale, tra stagioni diverse e qualche imprevisto, non c'è mai effettivamente un tour perfettamente identico all'altro. Quindi ecco, questo è un po' il sunto di questo viaggio, quindi un viaggio di 7 giorni intensivo che affronta tutte le tematiche principali legate al sacro nel mondo antico e in particolare nella preistoria e protostoria, ma anche con qualche accenno chiaramente alle epoche più recenti, così come ci daranno modo di poter fare i siti stessi che visiteremo. Quindi, per intenderci, parleremo dei periodi che vanno dal Neolitico e fino poi anche all'età del ferro e anche all'età storica. Attraverso quindi luoghi di culto, necropoli, santuari di vario tipo. Il viaggio si svolge per questa edizione nel Sud Sardegna, quindi in particolare partiremo dal sud-ovest della Sardegna per poi concludere nella Sardegna centro-meridionale, nell'entroterra. Per questo tour diciamo che quasi tutto l'itinerario, a eccezione di una piccola toccata il primo giorno, è tutto completamente nell'entroterra e va a toccare delle zone che effettivamente avevo completamente tralasciato durante tutte le precedenti edizioni. Quindi la buona notizia è che se anche avete partecipato a uno degli altri tour gli anni scorsi potete tornare perché tutti i siti sono diversi e questo pur essendo alcuni dei siti che visiteremo tra i più importanti della Sardegna nel loro genere. Quindi vediamo più in dettaglio questo itinerario. Adesso vi farò un breve sunto, sempre ricordandovi che se andate alla landing page del link che trovate nelle storie o che comunque posterò nella descrizione del video, andrete a compilare il form, poi potrete ricevere comodamente sulla vostra mail il PDF dell'itinerario. Vi ricordo anche, prima di illustrarvelo, le date, quindi in particolare iniziamo a marzo e la prima data è dal 19 al 26 marzo, poi dal 6 al 12 aprile, dal 13 al 19 maggio e dal 28 maggio al 3 giugno. Quindi queste sono le 4 date della primavera. C'è qualcuno che mi ha già chiesto dell'estate, le date estive le pubblicherò tra fine gennaio e febbraio e chiaramente l'itinerario non sarà questo che vi illustro stasera, ma sarà diverso e non è ancora disponibile. Quindi se volete venire in estate non vi preoccupate, abbiate pazienza, compilate comunque il form perché quando apro le adesioni mando la mail per avvisarvi. Ah, ultimissima cosa, prima di passare all'itinerario, ci tenevo anche a dirvi che, dato che stiamo aprendo, che abbiamo aperto le iscrizioni pochi giorni fa e siamo in periodo pienamente natalizio, abbiamo deciso di fare una super promo di Natale. Quindi se vi iscrivete entro il 31 dicembre, e ci sono già parecchie persone che stanno iniziando a iscriversi,
avrete un ulteriore sconto oltre alla quota promozionale classica che mettiamo sempre per chi si iscrive entro la settimana da ricevimento della proposta. Quindi per chi si iscrive entro il 31 dicembre ci sarà un ulteriore importante sconto, quindi mi raccomando, quello è da non perdere perché poi da 1 gennaio non ci sarà più questa promo, e questo lo dico, sarà vero, insomma, ed è così. Bene, quindi adesso vi ricordo sempre poi di scrivere le vostre domande nei commenti e dopo vi risponderò. Allora, iniziamo a illustrare questo tour. Quindi il tour partirà da Cagliari, per cui come sempre, insomma, io faccio partire sempre il tour da Cagliari, che è l'aeroporto che ci permette di avere più voli da tutte le città italiane. Per cui arrivate a Cagliari e noi il primo giorno partiamo da là, abbiamo mezzi privati per questo tour, quindi tutto quanto è tutto compreso nella quota, e partiremo la mattina e ci dirigeremo verso il sud-ovest della Sardegna, quindi il Sulcis, dove andremo a visitare un sito straordinario, uno dei più importanti della Sardegna nel suo genere, ovvero la necropoli di Montessu. La necropoli di Montessu, che è una necropoli a Domus Deianas, quindi risalente al Neolitico, composta da circa 40 tombe, che è veramente un sito straordinario. Oltre al grandissimo numero di tombe, abbiamo un antichissimo percorso cerimoniale all'interno di questo bellissimo anfiteatro naturale che è stato scelto proprio come santuario a cielo aperto, e oltre alle, diciamo, tombe più classiche, ne abbiamo alcune veramente monumentali che vengono definite tombe santuario. Quindi diciamo che con questo sito iniziamo veramente ad affrontare tutta una serie di argomenti che poi ci accompagneranno e saranno approfonditi per tutta la settimana. La seconda tappa del primo giorno sarà la tomba dei giganti Barrancumannu di Sant'Adi, che è sempre in quella zona, un sito veramente anche questo molto bello anche per il paesaggio che attraverseremo a piedi per arrivare a questo monumento funerario che invece è di età nuragica. Quindi diciamo che già nel primo giorno facciamo questo passaggio poi dal Neolitico all'età del bronzo. Il secondo giorno ci spostiamo nell'Iglesiente e andremo a visitare un altro sito importantissimo che è il Tempio di Antas. Anche questo è un sito molto importante che non era mai stato incluso negli itinerari del viaggio dell'anima nascosta della Sardegna. Perché è così importante? Beh, lo dice il nome stesso. Infatti ci dicono i romani che il tempio era intitolato al Sardus Pater, quindi vedremo che cosa si intende per Sardus Pater, perché chiaramente questo è un culto molto molto più antico che poi evolve con dei sincretismi molto interessanti in età punica dal VI secolo in poi e poi successivamente in età romana fino a età imperiale. Quindi seguiremo tutta l'evoluzione di questo culto, testimoniato veramente da un'enorme quantità di ex voto che vanno ad abbracciare tutti questi secoli di esistenza del santuario, e quindi ci dicono bene quanti pellegrini accorrevano e quanto era importante proprio questo luogo sacro per i sardi stessi, ok? Anche se oggi quello che vediamo è soprattutto il tempio di età romana. Nella stessa giornata andremo anche a visitare le grotte su Mannau, che sono tra le più belle della Sardegna, questo perché mi piace sempre comunque aggiungere anche dei siti naturali di particolare interesse, sia per spezzare sia comunque per avere un approccio più a 360 gradi, anche se la gran parte del focus del viaggio chiaramente è l'archeologia. Successivamente, il terzo giorno, ci sposteremo in Trecenta e successivamente saliremo ancora un po' e andremo a visitare due siti molto importanti che sono il Nuraghe Piscu e il santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri. Quindi entreremo proprio nel vivo della spiritualità nuragica, entreremo nel vivo di un argomento
molto complesso che è quello relativo ai nuraghi, che ci accompagnerà poi per tutti i restanti giorni del tour. Quindi inizieremo proprio da uno dei nuraghi più belli del sud Sardegna, che è il nuraghe Piscu di Suelli. Mentre nel pomeriggio andremo a visitare il santuario di Santa Vittoria di Serri, che ugualmente è molto importante. Ehm, sono rappresentate diverse fasi in questo santuario, ma diciamo che il, eh, il periodo di apice, ecco, di questo luogo sacro è l'età nuragica un po' più tarda, quindi quella a cavallo tra la fine del bronzo e poi pienamente l'età del ferro, quindi primi secoli del primo millennio avanti Cristo. E qui avremo la possibilità di vedere lo sviluppo nel tempo di questo santuario anche con la costruzione di diversi tipi di luoghi di culto ed edifici sacri e cerimoniali. Il quarto giorno visiteremo il Pozzo Sacro di Sant'Anastasia a Sardara e quindi continueremo anche con questo argomento che possiamo, diciamo, per utilizzare l'etichetta comune, definire culto delle acque, ma come vedrete, insomma, per chi non mi conosce ancora, io odio, detesto con tutta me stessa le etichette, quindi sì, usiamo questi termini che chiaramente ci fanno comodo, ma poi bisogna sempre andare oltre, andare a vedere che cosa c'è dietro quella definizione, perché in realtà quando usiamo una definizione così sintetica, diciamo che il rischio è quello di perdere quella complessità che c'è dietro, che invece a me piace tanto, sviscerare insieme a voi. Quindi pozzi sacri, culto delle acque, ma come vedremo con una complessità molto maggiore di quella che spesso viene raccontata e poi andremo a visitare il nuraghe su Mulino di Villanova Franca, che senz'altro è uno dei nuraghi più complessi e più importanti per quanto riguarda lo studio della religione e della ritualità nuragica e in particolare di quella che senza ombra di dubbio in questo caso avveniva all'interno dei nuraghi. Quindi andremo a vedere quali sono le fasi coinvolte da questo fenomeno così evidente in questo sito e che cosa soprattutto possiamo ragionevolmente ipotizzare per le fasi più antiche di questo monumento che risale già al Bronzo Medio. Ok? Ehm, il giorno successivo ci sposteremo di poco, siamo sempre in Marmilla e andremo a visitare la Giara di Siddi, dove visiteremo il nuraghe Saffogaia, che è un nuraghe molto antico, uno dei più importanti tra i nuraghi arcaici che abbiamo in Sardegna, perché tra quelli così antichi è uno di quelli meglio conservati, uno dei pochi dove si sono avuti anche degli interventi archeologici, per quanto purtroppo i dati a nostra disposizione anche da questi scavi sono comunque abbastanza pochi e soprattutto è un nuraghe che ha diverse fasi costruttive, per cui è molto molto interessante e molto didattico per seguire l'evoluzione di questi edifici così particolari che poi nella fase, diciamo, del loro apice, quindi dalla fine del bronzo medio fino al bronzo recente, caratterizzeranno in modo inequivocabile la Sardegna, la caratterizzano ancora ora, come vi dicevo prima. Quindi Nuraghe Saffogaia, ecco, da questo punto di vista è veramente uno dei miei preferiti. Successivamente andremo a visitare la tomba dei giganti Saddomo e Sorku, sempre nella Gera di Siddi, che è una delle tombe dei giganti più importanti di tutto il sud Sardegna, una delle più monumentali e delle meglio conservate. Quindi diciamo che qua andremo un po' a concludere rispetto alle tombe dei giganti quel discorso che avevamo iniziato il primo giorno con la visita della tomba di Barrancumannu e quindi potremo fare un confronto tra le due e infine andremo anche a visitare un'altra vicina tomba dei giganti che si trova
poco distante dalla Giara di Sidi, ma giù, giù rispetto all'altopiano, e sta però nel comune di Luna Matrona, ed è la tomba dei giganti Uaddu de Nigias, che invece appartiene al tipo più arcaico, quindi del tipo a stele, per cui potremo vedere anche l'evoluzione delle tombe dei giganti, per cui molto interessante anche questo. Infine, il sesto giorno, visto che siamo in Marmilla, questa volta non mettere la visita a Sunuragi di Barumini, che è chiaramente il nuraghe più famoso in Sardegna, anche se a me piace sempre ricordare che ci sono diversi altri importantissimi nuraghi in Sardegna che non hanno nulla da invidiare a Sunuragi, però insomma diciamo che chiaramente nessuno vuole togliere nulla anche al nuraghe di Barumini, per cui questa volta ce lo godremo tutto e oltre a Sunuragi visiteremo anche Casa Zapata con l'interessantissimo Nuragi Egresia, che dopo gli scavi e la musealizzazione è parecchio bello, interessante, anche per tutti i nostri discorsi legati proprio al sacro e al significato dei nuraghi. Bene, infine, per concludere la giornata del sesto giorno, andremo al Museo delle Statue Menhir di Laconi, che è molto molto interessante perché racchiude la più grande collezione di statue menhir in Sardegna. Quindi le statue menhir sono dei monumenti molto particolari, datati al terzo millennio, e che hanno una simbologia molto molto potente. Quindi sono, diciamo, dei monumenti legati al mondo funerario, ma anche a un certo tipo di immaginario che inizia a diffondersi durante l'età del rame, per cui era questo museo, lo volevo inserire da tempo in itinerario, l'avevo messo in quello dell'estate 2022, ma purtroppo l'ho dovuto togliere perché il giorno di chiusura non mi coincideva con il tour, e quindi questa volta invece ci faremo la nostra bella visita anche al museo di Laconi. Infine concluderemo l'ultima giornata alla Giara di Gesturi, con la visita del nuraghe Bruncu Madagui, anche questo un nuraghe arcaico molto molto interessante, e poi ci faremo una bella passeggiata proprio andando a cercare di vedere, ci apposteremo un po' per poter vedere anche i famosi cavallini selvaggi che vivono alla Giara. E poi vi ricordo che la Giara è un ambiente naturale veramente, veramente eccezionale, con tantissimi endemismi, quindi anche dal punto di vista botanico e della flora è veramente un mondo a sé, e in primavera dà il meglio di sé con tantissime fioriture veramente imperdibili, per cui come ultima giornata in relax, diciamo che questa passeggiata alla Giara, anche un po' per far decantare e sedimentare tutto quello che si è fatto durante questa intensa settimana, mi piaceva proprio, ecco, come luogo per concludere il nostro tour. Bene, ragazzi, l'itinerario è questo. Sono andata super veloce perché, insomma, altrimenti dovrei stare 2 o 3 orette in diretta e non mi sembra il caso. Chiaramente sono, come vi dicevo, a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande. Cosa dovete fare per iscrivervi? Vi ricordo di cliccare al link che ora, per chi mi sta seguendo su Facebook, lo metterò nei commenti e nella descrizione del video appena conclusa la diretta. Altrimenti la potete trovare il link comunque negli altri post o nella pagina dell'evento su Facebook, mentre su Instagram lo potete trovare nelle storie. E cosa c'è a questo link? Oltre ad avere una maggiore descrizione del viaggio, c'è un form che voi dovete compilare con la vostra mail per poter ricevere poi il programma in PDF. Quindi vi leggete il programma nei dettagli, e se il programma vi piace, se le condizioni
vi soddisfano, c'è il mio numero di telefono e mi potete chiamare direttamente per farmi tutte le domande che ancora vi restano in sospeso, che possono essere anche magari relative alla vostra situazione, al vostro luogo di partenza, oppure se volete capire meglio insieme a me se il viaggio è adatto a voi, io sono assolutamente a vostra disposizione. Io e le mie collaboratrici. Ok, quindi noi ci teniamo sempre, questo è molto importante, comunque a parlare con tutti, quindi anche se voi siete già sicuri al 100% che vi volete iscrivere, noi vogliamo sapere chi è che si sta iscrivendo, quindi comunque una bella chiacchierata la facciamo sempre. E dopo che ci facciamo questa chiacchierata, che è tutto a posto e che voi ci volete confermare la vostra iscrizione, allora a quel punto vi invieremo una mail con le istruzioni per versare l'acconto e poter confermare la vostra iscrizione. Ok? Una cosa molto importante che ci tengo a dire anche qua è che il viaggio viene confermato, cioè la vostra partecipazione in viaggio è confermato comunque, perché io anche con pochi iscritti le date le confermo comunque, quindi non avete il rischio che pagate, vi fate il biglietto dell'aereo e poi il viaggio non si fa, perché il viaggio si fa comunque 100%. A parte questo, vi dicevo una cosa che ho voluto introdurre lo scorso anno è la garanzia di rimborso al 100% dell'acconto anche per disdette, diciamo, dell'ultimo minuto. Ehm, quindi voi date l'acconto per confermare l'iscrizione, ma se avete un problema me lo dite molto tranquillamente e anche senza che io vi chieda il motivo per cui non potete più venire, l'acconto vi sarà interamente restituito. Il saldo del viaggio viene chiesto 20 giorni prima. 20 giorni prima e una volta saldato viene fatta un'assicurazione annullamento, oltre che ovviamente sulla salute e così via, per cui anche per annullamenti dell'ultimo minuto c'è il rimborso dell'assicurazione che chiaramente in questo caso però va anche giustificato e documentato. In ogni caso Ehm, anche questo è un modo, diciamo, per rendere un pochino più serena l'iscrizione a un viaggio di una settimana che comunque è abbastanza impegnativo, soprattutto se la scelta viene fatta con così tanti mesi di anticipo e quindi ci potrebbero essere delle incognite. Si cammina tanto, bene, allora, diciamo che il tour, ecco, questa è una cosa importantissima che mi sono dimenticata di dire, il tour è adatto a tutte le persone in buona salute, ok? Quindi senza particolari problemi fisici, anche se non avete una particolare agilità o un particolare allenamento. Non si fanno tanti chilometri al giorno, non è un vero e proprio trekking, nel senso che non staremo a camminare 5 o 6 ore al giorno, quello no, ve lo prometto. Però chiaramente ci sono dei percorsi che faremo a piedi, quindi dei percorsi che magari potranno durare anche mezz'ora, tre quarti d'ora, ma sono dei percorsi abbastanza intervallati da spiegazioni. Chiaramente ci sono anche salite e discese. Chiaramente in qualche stagione potrebbe fare un po' di fresco, a marzo, a fine maggio potrebbe fare un po' di caldo, però diciamo che i percorsi sono abbastanza brevi. Ci sarà magari da camminare dentro i siti più grandi, ma anche lì faremo varie tappe per le spiegazioni. La passeggiata più lunga sarà forse quella dell'ultimo giorno alla Giara, ma anche lì faremo numerose soste per vedere, a parte per vedere il sito archeologico, ma anche per vedere i fiori, gli animali, ci fermeremo, faremo delle spiegazioni e poi soprattutto alla Giara non ci sono salite. La passeggiata a Barrancumano, anche diciamo in una mezz'ora di per sentiero più o meno abbastanza in salita, si arriva. Anche qua la mezz'ora può essere intervallata diverse volte. Il gruppo è piccolo, per cui io mi adeguo molto tranquillamente all'andatura e alle esigenze delle persone più lente e più in difficoltà. Ecco, per cui diciamo che è adatto a tutti. Tuttavia, se siete persone che hanno problemi particolari, che so, problemi di cuore, problemi di asma,
problemi di deambulazione, allora vi dico, in tal caso il viaggio comunque non è adatto, perché comunque in ogni caso le giornate sono intense. Noi usciamo la mattina ogni giorno dall'albergo tra le 8:30 e le 9 e rientriamo sempre non prima delle 5:30, 6 di sera, ok? Soprattutto a marzo che fa buio prima, magari riusciamo a rientrare un po' prima, però diciamo che normalmente l'orario è intorno alle 18 per rientrare, per cui poi si ha quell'oretta e mezza, 2 orette di pausa prima di cena. Quindi stiamo comunque tutto il giorno fuori, facciamo il pranzo al sacco, quindi un minimo di resistenza fisica, di stare all'aperto, ecco, sicuramente quella ci vuole. Se non siete persone che amano stare all'aria aperta, in mezzo alla natura, ovviamente il viaggio non è adatto. Ok? Quindi questo mi sembra che sono stata abbastanza esaustiva. Bene, io non vedo altre domande, quindi ragazzi, che dire, vi ringrazio per avermi seguito e quindi spero di vedervi presto e di sentirvi. Ora metterò tutte le altre informazioni che mancano nella descrizione del video e ci sentiamo prestissimo. Ciao a tutti!